Presentiamo un prodotto d'eccellenza, si tratta del prosciutto veneto DOP, un prodotto della tradizione enogastronomica del nostro territorio veneto, e attorno a questo poi prodotto si riesce a sviluppare una grandissima kermesse di iniziative che sono volte non solo a degustare un prodotto tipico del nostro territorio, un prodotto artigianale di grande qualità, ma anche riesce a coinvolgere, ad attirare anche altre competenze, altre realtà, altri prodotti che permettono quindi a questa iniziativa di avere molteplici aspetti da sviluppare e da cogliere e far vivere un'esperienza a tutti coloro che vogliono recarsi a Montagnana dall'8 al 19 maggio proprio in occasione della festa del prosciutto. Per Montagnana questi 11-12 giorni saranno fondamentali, ma come voglio anche ribadire, non solo per Montagnana, per le sue bellezze, per le sue mura, per i suoi palazzi, per le sue chiese, ma questa manifestazione sarà anche portare avanti tutta la bassa montagnana, tutta la bassa del montagnanese, quindi anche i paesi circostanti, e ne trarranno beneficio non solo il montagnanese ma anche il vicentino e il veronese, dove sono insediate queste aziende del Veneto DOP. Nel 2022 abbiamo toccato quasi 150.000 presenze, abbiamo avuto la fortuna che Giove Pluvio ci abbia risparmiato. L'anno scorso però, malgrado la pioggia abbastanza insistente, abbiamo fatto quasi 90.000 presenze, quindi ecco, speriamo, ma questa, come ha detto anche prima il nostro Presidente, questa è una gioia, è qualcosa che ti porta a far vivere questa comunità. Siamo forse dal punto di vista viabilità siamo un po' penalizzati, ma chi viene dalle nostre parti ha tanto da vedere, tanto da scoprire, ma soprattutto tanto di mangiare e bere, perché abbiamo una bella enogastronomia. Dunque l'invito è? Di venire a Montagnana non solo per vedere le bellezze, ma soprattutto per gustare anche le papille gustative enogastronomiche. Dall'8 al 19 maggio 2024. La storia del prosciutto veneto è plurisecolare, perché allora partiamo addirittura dall'epoca preromana, perché appunto c'era questa tradizione nel conservare la carne in questa maniera. Diciamo che dal punto di vista invece proprio della produzione in maniera stabile, c'è un ritrovamento storico che mi è stato fornito proprio pochi giorni fa e che probabilmente nei prossimi giorni verremo ad esporre meglio, in cui nella zona di Lozzo a Testino la presenza 800 anni fa di un terreno paludoso, quindi con l'introduzione di una specie di, chiamiamolo così, anche di suinicoltura, diciamo, abbastanza intensiva per l'epoca, diciamo, quindi e la vicinanza con la località di Saline di Noventa Vicentina, dove c'era una piccola produzione di un particolar tipo di sale, ha fatto sorgere ai contadini dell'epoca l'idea di dire: ma insomma, abbiamo i suini, abbiamo il sale, perché non facciamo anche qualche preparazione di carne, ed è stato fatto il primo prosciutto. Diciamo, sembra allora che dal punto di vista artigianale i primi prosciutti nascano proprio da quel periodo. Anche oggi le aziende produttrici 8 su 10 sono di dimensione artigianale, quindi effettivamente un prodotto che richiede comunque una cura e una manualità artigiana, diciamo, è il plus di questa produzione. La garanzia di qualità è insita nel fatto stesso che ogni azienda si presenta con la sua etichetta, quindi ogni azienda è spinta a dare il massimo e quindi ognuno presenterà il meglio della propria produzione.